Sviluppo Artigiano, CNA e Centro Marca Banca insieme per dare un contributo concreto a contenere l'inquinamento atmosferico. L'iniziativa firmata oggi con Centro Marca Banca mira a che cosa? Mira ad abbattere in modo strutturale l'inquinamento che ormai è diventato pericoloso anche per l'incolumità delle persone. La convenzione prevede per le imprese artigiane lo stanziamento di un plafond di 10 milioni di euro per l'accesso al credito agevolato per il rinnovo del parco auto. Rispettare l'ambiente comporta investimenti da parte delle aziende ed è per questo motivo che in collaborazione con Sviluppo Artigiano ci siamo impegnati per supportare le piccole e medie imprese. Andare incontro alle necessità delle imprese, una mission per CMB che mira però anche alla salvaguardia del territorio in cui famiglie e imprese vivono e operano. Necessità che non sono sempre legate alla finanza. Per noi, per esempio, per fare banche significa anche contribuire al miglioramento della qualità della vita e non solo in termini economici. Poter contribuire al contenimento dell'inquinamento per garantire ai nostri figli un futuro migliore ed è sempre tra i nostri obiettivi. Obiettivi che si sposano appieno con quelli di Sviluppo Artigiano e delle imprese che vi fanno parte. Il Nord-Est e il Veneto in particolare è fatto da gente laboriosa che lavora. E la cultura dell'ambiente sta entrando nella mentalità delle imprese e quindi sempre di più le imprese sono attente. Stiamo preparando gli imprenditori perché riescano a fare queste operazioni e contribuiscono in modo, molto efficace a ridurre strutturalmente l'inquinamento prodotto dalle auto e dalle aziende. Da oggi dunque per gli artigiani la possibilità di continuare ad investire su autovetture all'avanguardia con crediti agevolati. Ogni azienda potrà chiedere fino a 50.000 euro, rimborsabili in 5 anni, credito agevolato destinato a chi vuole investire nella propria azienda contribuendo anche al miglioramento dell'aria che respiriamo.